Storica acquisizione per Media Nord-Est che da oggi ha il 21,71% delle quote di Mediapason, la società editrice delle principali televisioni regionali di Lombardia e Piemonte. Filippo Yiannakopoulos, amministratore unico del network Media Nord-Est. Dobbiamo essere orgogliosi a un consolidamento nazionale per l'informazione locale di qualità. Un 16enne e un 15enne rubano un'auto a Morgano ma vengono intercettati dai carabinieri. Ne nasce un inseguimento fino a estranei. I minorenni finiscono fuori strada, feriti e bloccati. 2 principi di incendio nella notte, il più grave in un mini market di Zenzon, gravemente danneggiato, fiamme anche in uno stabile abbandonato a Cessalta. Sciopero di 4 ore indetto per sabato della RSU della MOM da parte dell'azienda, atteggiamento ostile e provocatorio tra le richieste avanzate, più sicurezza sul lavoro. 64.000 over 80 che diventeranno oltre 111.000 nel 2050. A Treviso tornerà a fine maggio la corsa Longevity Run insieme alla cittadella della longevità. Iniziata a Vicenza la pacifica invasione delle penne nere per la 95esima donata nazionale degli alpini. Da domani al via gli eventi che Antena 3 seguirà con dirette e collegamenti. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque l'avete visto e sentito dai titoli in apertura. Questa sera una notizia storica che riguarda noi, che ci riguarda. Il network Media Nord-Est infatti ha acquisito il 21,71% delle quote di Mediapason, la società editrice delle televisioni leader del nord-ovest nel nostro paese. I dettagli. Le televisioni regionali più importanti del nord Italia iniziano un cammino comune ed è un nuovo grande passo per il nostro network Media Nord-Est con un'acquisizione storica del 21,71% delle quote azionarie di Mediapason, la società editrice delle emittenti del nord-ovest. Sempre più grandi, con una mossa strategica nel panorama dell'emittenza locale italiana, Media Nord-Est allarga i suoi confini e consolida il proprio radicamento nei territori sulla spinta di una riconosciuta qualità della propria informazione locale. Oggi, dunque, alle 5 emittenti del nostro gruppo, Antena 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV12, si affianca l'offerta integrata nell'intero Nord Italia. Ci siamo da Torino a Trieste, con la partecipazione ora nelle storiche TV leader a Nord-Ovest, come Tele Lombardia e Antena 3, oltre a Top Calcio, Milan Now e Videogruppo. Un totale di quasi 2.300.000 contatti giornalieri certificati Auditel. Un'operazione condotta in piena sintonia tra le due aziende, coscienti del fatto di tracciare una via mai percorsa nel panorama televisivo. Il lavoro quotidiano di Media Nord-Est, con 107 dipendenti, di cui 43 giornalisti, si affianca dunque a quello dello staff di Mediapason, 121 dipendenti, di cui 42 giornalisti, per un unico panorama di informazione dai territori che consolida la propria leadership assoluta anche negli approfondimenti sportivi di rilievo nazionale. Mentre cresce la competizione e l'offerta televisiva, anche con player mondiali, noi aumentiamo ascolti e gradimento, diventando sempre più grandi, sempre al fianco di chi ci sceglie ogni giorno. Dunque una nuova prestigiosa e pionieristica acquisizione per il gruppo Media Nord-Est che si aggiudica il 21,71% delle quote di Mediapason. I dettagli allora nell'intervista all'amministratore unico di Media Nord-Est, l'ingegner Filippo Yiannakopoulos. Ingegner Yiannakopoulos, amministratore unico delle reti del gruppo Media Nord-Est, è un'acquisizione che fa molto rumore questa. È un consolidamento del settore dell'emittenza locale a livello nazionale. Abbiamo acquisito il 21,71% delle azioni del gruppo Mediapason, che vuol dire le prime televisioni del nord-ovest, fra cui Tele Lombardia e Antena 3, che hanno un'assoluta leadership in Lombardia e in Piemonte, Top Calcio 24, Milan Now, Videogruppo. Quindi sostanzialmente questa acquisizione, che è stata fatta di concerto comunque con la dirigenza del gruppo Mediapason, segna una nuova, era delle televisioni locali, con un'ambizione di costruire una sinergia che conti a livello nazionale. E come si articola questa sinergia? Tenete presente che sono 10 televisioni da Torino a Trieste che coprono con assoluta leadership le aree Nielsen 1 e Nielsen 2.
in un settore, quello delle televisioni locali, che ricordiamolo è cresciuto rispetto agli altri settori, nonostante l'entrata del digitale, quindi nuovi canali digitali, nonostante gli OTT, cioè i famosi Netflix, Amazon. Quindi l'emittenza regionale di qualità, quella legata al territorio e all'informazione, secondo noi ha futuro, e questa operazione è volta a consolidare una strategia con una sinergia estremamente importante, creando un campione che possa far sentire la sua voce anche a livello nazionale. Ecco, lei ha precisato locale, ma sembra quasi un progetto nazionale. Sì, ma che parte dai territori, cioè il contrario, non è come le reti nazionali che partono dal centro per arrivare ai territori. Noi portiamo l'informazione dei territori con delle televisioni dedicate ai territori, ovviamente con una sinergia talmente grande che si fa sentire anche a livello nazionale. Quanto orgoglioso la rende tutto ciò? Ma non è che renda orgoglioso me, rende orgoglioso chiunque lavori per il nostro gruppo, chiunque lavori per Mediapason. Quando si costruiscono cose belle si è sempre contenti di ciò che si fa. Oh, trova un'altra Antena 3, mentre la nostra Antena 3 è la prima televisione locale d'Italia. Sì, beh, lei tenga conto che Antena 3, come la nostra Antena 3, diciamo, ha 40 anni, anche l'Antena 3 Lombardia ha 40 anni, Tele Lombardia sta compiendo 50 anni, cioè stiamo parlando di televisioni assolutamente storiche che hanno segnato un pezzo della storia del nostro paese. Insomma, la sfida, una nuova sfida, e la missione è sempre quella, lo ha ricordato anche l'amministratore unico di Media Nord-Est, raccontare il territorio. Lo faremo peraltro in tutte le sue sfaccettature, lo faremo peraltro con le dirette degli alpini a partire da domani, ma ne parleremo fra poco. Lo faremo con il ritorno del Papa in Veneto il 18 maggio a Verona, un'altra lunga diretta, ne parleremo nei prossimi giorni. Lo facciamo ogni giorno ascoltando le vostre segnalazioni, le vostre vicende e raccontando anche la cronaca. Ecco, la cronaca adesso andiamo raccontando di due ragazzini minorenni che erano alla guida di un'auto rubana. È successo tutto tra Morgano e Istrana. Non si erano fermati all'Alta dei Carabinieri, uscendo di strada con l'auto rubata e tentando invano la fuga. Inseguimento in stile americano nella notte a Istrana, in via Baracca. Siamo nella frazione di Sala. All'interno di quella Toyota Yaris, finita autonomamente ad alta velocità fuori dalla carreggiata, vi erano due minorenni. Il 16enne alla guida, rimasto ferito dopo il sinistro, è stato condotto in ospedale a Treviso per tutte le cure del caso. L'altro, 15 anni, era riuscito a uscire dall'auto allontanandosi a piedi in aperta campagna, venendo alla fine bloccato da una pattuglia dei militari dell'Arma di Montebelluna. Il mezzo è risultato provento di un furto avvenuto lo scorso 7 maggio ai danni di un'anziana 75enne di Morgano. I due incensurati sono stati affidati ai genitori, dovranno rispondere di resistenza pubblico ufficiale e ricettazione. In ballo anche una multa di qualche migliaio di euro per la guida senza patente, poiché mai conseguita, vista l'età, dal giovane conducente. Il sospetto dei carabinieri è che la coppia possa essere coinvolta in alcuni furti in abitazione verificatisi nei giorni scorsi nella zona della Castellana. Ancora la cronaca, disordini al mercatino di Natale scorso, furti, anche una rapina, un minorenne, un 24enne marocchino rintracciato nel Coneglianese è stato espulso dall'Italia e imbarcato su un volo per Casablanca. Furti, violenze, danneggiamenti, anche una rapina ai danni di un minorenne. Dopo una sfilza di reati commessi tra il quartier del Piave e il Coneglianese, un giovane di 24 anni di origini marocchine è stato rintracciato dalla polizia ed espulso dal territorio nazionale. Il giovane era entrato in Italia irregolarmente da Ventimiglia nel 2022, fermandosi poi nella zona del Coneglianese, ma qui nel giro di 2 anni aveva inanellato denunce per reati contro il patrimonio e la persona e una condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione. Inoltre il 24enne era destinatario di 2 fogli di via con divieto di ritorno, uno da Farra di Soligo e l'altro dalla vicina Pieve. Anche all'ultimo mercatino di Natale aveva dato in escandescenze e creato disordini. Un quadro che ha portato le autorità a disporre l'espulsione del giovane dal territorio. Accompagnato in aeroporto a Bologna, è stato imbarcato su un volo per Casablanca. Una turista greca di 38 anni arrivata nei giorni scorsi a Treviso e registrata in un noto hotel cittadino è stata arrestata dalla polizia, a cui le strutture
ricettive, come sappiamo, sono obbligate a comunicare le generalità degli ospiti. Su di lei pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità di Cipro per sottrazione e sequestro di minore, reati per i quali la donna è già stata condannata in via definitiva a 7 anni di reclusione. Nel 2020, con il figlio che allora aveva 3 anni, si era allontanata da Cipro senza informare e avere il consenso del coniuge greco. Rintracciata a Treviso, dove era in vacanza, sarà ora consegnata alle autorità cipriote. Avremo una velocissima finestra adesso sul caso di questi giorni in Veneto, l'omicidio di Jesolo, di Roberto Basso, il tabaccaio 64enne. Continuano serrate le indagini, le prime indiscrezioni dell'autopsia parlano di colpi con violenza inaudita contro l'uomo. Intanto i commercianti rilanciano l'appello, tanti hanno timori, a livello imprenditoriale puoi essere preso di mira. Aver perso un imprenditore, un collega, qualcuno ben conosciuto nella località ti lascia sempre sconforto totale. Sconforto è lo stato d'animo che domina tra i commercianti e in generale un po' in tutta Jesolo, località che si interroga su come sia morto Roberto Basso, il tabaccaio 64enne trovato senza vita lunedì mattina dal fratello nell'abitazione di via Antiche Mura. Un decesso ancora avvolto nel mistero. Le indagini dei carabinieri proseguono serrate nel massimo riservo, così come l'esito dell'autopsia eseguita oggi dal medico legale Cristina Mazzarolo, incaricata dalla procura. Roberto sarebbe stato colpito con violenza, deceduto per il colpo alla testa. Restano aperte tutte le ipotesi, tra cui quella della rapina. Finita male. Tanti si fanno delle interrogazioni, tanti hanno anche dei timori, delle paure, perché anche a livello imprenditoriale tante volte sei preso di mira e quindi in una situazione dove sta un po' degradando un po' tutto, perché la situazione non è semplice, c'è sempre più gente che delinque e sempre più gente che è convinta che in Italia si possa fare quello che si vuole. Sono tanti i punti ancora da chiarire. L'oggetto a punta che avrebbe procurato la morte dell'uomo, che dal primo esame esterno riportava ferite a testa e collo, non è ancora stato trovato. Manca il movente e l'autore. Questa mattina all'esterno del tabacchino di Basso sono spuntati dei lumini votivi, sintomo dell'affetto testimoniato dalle tante persone che lo conoscevano. Jesolo non è abituata a certe situazioni e quindi un fatto così increscioso sconvolge un po' tutti quanti, soprattutto il non avere neanche certezze di quello che è avvenuto, come è avvenuto. Lasciamo lavorare le forze dell'ordine e senz'altro riusciranno a scoprire quali sono state le motivazioni. La cronaca ancora, 2 principi di incendio nella notte, il più grave in un mini market di Zenzon di Piave, gravemente danneggiato, fiamme anche in uno stabile abbandonato di Cessalto dove, dicono i residenti, c'è un continuo via vai di cittadini stranieri. Tu vieni qui a fare la spesa? Sì, abito là avanti, ma stamattina sono andata via, che dovevo andare via. Vengo, sì, è una vita, abito qua. Mi dispiace proprio. Questa signora risiede a pochi metri dal mini market, a 2 passi dalla piazza centrale di Zenzon, gravemente danneggiato nella notte da un principio di incendio. Lei è una cliente abituale, arrivata qui come ogni giorno per fare la spesa. Nei suoi occhi e nelle sue parole il dispiacere per quanto accaduto, il pensiero va subito ai proprietari del negozio, arrivati per un sopralluogo e per quanto possibile ripulire un po'. Non c'è voglia da parte loro di parlare, lo shock è ancora vivo. È stata la proprietaria che vive nell'appartamento sopra il supermercato ad aver dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Motta con 2 automezzi. In pochi minuti hanno spento le fiamme, ma il denso fumo aveva già causato danni ingenti. Dai muri al soffitto, per non parlare dei prodotti sugli scaffali, ben poco quello che resta da recuperare. Pompieri al lavoro per chiarire la causa del rogo, anche se dalle prime ipotesi potrebbe essersi trattato di un cortocircuito di un frigo. A microfoni spenti il titolare ci spiega che avevano intenzione di chiudere l'attività ad agosto per godersi la meritata pensione, decisione però, dice amareggiato, purtroppo anticipata dagli eventi. Qualche ora più tardi, intorno alle 5, vigili del fuoco nuovamente in azione a Cessalto, anche in questo caso per un principio di incendio, stavolta però in un edificio abbandonato. Verso le 5 del mattino, quello sì, verso le 5 ho sentito dei rumori e poi basta. Questa mattina
Mi hanno detto appunto che era successo quel fatto, insomma, che si avevano bruciato, 2 si sono bruciati, bruciature, è stati portati via con l'ambulanza. All'interno c'erano 4 persone, 3 uomini e una donna, tutti cittadini extracomunitari. Insieme ai pompieri in via Briana sono intervenuti i sanitari del SUEM, ma fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite. Sul posto anche i carabinieri che hanno identificato i presenti e ora stanno valutando se vi siano gli estremi per una denuncia per occupazione abusiva dei locali. C'è un via vai, insomma, di persone dell'est. Voi siete tranquilli? No. Purtroppo no, dobbiamo abituarci ormai, sono tanti anni che sono in questo ambiente presi così, insomma. Il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, spiega come lo stabile verrà a breve abbattuto nell'ambito di un più ampio progetto di riqualificazione dell'area. Incidente questa mattina intorno alle 7:20 all'incrocio tra via Livello e via Chiesa a Ponzano Veneto, scontro tra una Vespa e un'auto condotta da un 28enne ad avere alla peggio il 58enne di Villorba in sella allo scooter, sbalzato dal mezzo e finito violentemente a terra, come vediamo nell'immagine. È stato l'automobilista a dare l'allarme, immediato l'arrivo dei sanitari del SUEM che hanno soccorso il ferito trasportato al Cafoncello con lesioni giudicate non gravi. Sul posto anche la polizia locale di Ponzano per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che ha provocato inevitabili ripercussioni al traffico. Lasciamo la cronaca, adesso torniamo a Treviso con i lavori alla sede dell'ULSS di Borgo Cavalli e con l'intero quartiere che resterà senza corrente domenica prossima, festa della mamma. Certo che per la storica pasticceria Francia sfuma una intera giornata di lavoro molto importante. Il disagio del titolare ai nostri microfoni. La festa della mamma è una festa importante, è la quarta dell'anno, cioè saperlo 4-5 giorni prima è un po' troppo poco. Senza elettricità proprio nella domenica della festa della mamma, per la storica pasticceria Francia di Borgo Cavalli i volantini gialli appesi dappertutto da E-Distribuzione sono stati un fulmine a ciel sereno. In tutta l'area tra Borgo Cavalli, Borgo Mazzini e vie limitrofe l'energia elettrica verrà interrotta dalle 8:30 alle 14:30, praticamente impossibile lavorare. Non si può venire qua alle 2-1 di notte e fare la crema per dopo cosa, per non avere neanche i frigoriferi e tenerla al freddo. Cioè, la crema bisogna farla al momento, poi dobbiamo mantenerla come per legge a una certa gradazione, ma tutto questo non è possibile. Cioè, poi dovrei saperlo per tempo, cosa e come devo comportarmi, chiudo o non chiudo, apro o non apro, dobbiamo prepararla la roba prima. Le telefonate con gli ordini continuano ad arrivare, ma Francia non sa cosa rispondere ai clienti, senza contare gli ordini già presi, una torta per 40 persone, un rinfresco e poi tutte le delizie a forma di cuore con crema e fragole che vanno a ruba per festeggiare le mamme. I lavori necessari per la rete della sede dell'ULSS, dice Francia, non potrebbero essere spostati. Sono speranzoso che vengano posticipati perlomeno, non dico il giorno, ma l'orario, invece che dalle 8 alle 2, da mezzogiorno in poi, insomma, e così risolvo la giornata. Disagi in arrivo anche da lunedì 13 maggio, quando verrà chiuso al traffico il sottopasso di via Sarpi a Treviso per lavori di risanamento dell'opera. L'intervento prevede la demolizione della pavimentazione stradale e il riporto a nudo delle strutture in conglomerato cementizio per impermeabilizzare le pareti e le solette delle rampe del sottopasso. La chiusura del cantiere è prevista per settembre con l'inizio dell'anno scolastico. La chiusura del sottopasso comporterà inevitabilmente qualche disagio, spiega l'assessore alle opere pubbliche Sandro Zampese. Sarà comunque adottato ogni provvedimento ed ogni modalità utile per ridurre i tempi, limitare i rumori e avvertire gli automobilisti della presenza del cantiere con opportuna segnaletica verticale. Parliamo di MOM adesso, uno sciopero di 4 ore è stato indetto per sabato 11 maggio dalla rappresentanza sindacale unitaria di MOM. Lo stato di agitazione, si legge in una nota, nasce per l'atteggiamento ostile e provocatorio da parte dell'azienda. Tra le richieste avanzate un premio di risultato, più sicurezza sul lavoro, adeguamento dell'organico e definizione del riconoscimento economico per le giornate di ferie arretrate. Sul tavolo anche l'aggiornamento del valore dei buoni pasto e l'adeguamento della pulizia dei mezzi e dei depositi. C'è un tema che riguarda tutta l'Italia, il Veneto e la Marca in particolare, quello della longevità, o meglio dell'invecchiamento della popolazione. È un tema a due facce. 64.000 over 80 nella Marca trevigiana che diventeranno 111.000 nel 2050, nella provincia di Treviso che si distingue per l'aspettativa di vita più alta d'Italia, e diventa però centrale il tema dell'invecchiamento attivo. Ed ecco che allora ritorna la cosiddetta Longevity Run.
In una provincia che con 84 anni ed un mese ha l'aspettativa di vita più alta d'Italia, il tema dell'invecchiamento attivo diventa fondamentale, perché non è solo l'età che conta, ma come si arriva a quell'età. Invecchiare in salute è prioritario, perché la cronicità di tante patologie in una popolazione più anziana rischia di far implodere il sistema sanitario nazionale. È una grossa preoccupazione il fatto che all'aumentare di quella che è la vita media legata al progresso tecnologico non si accompagni un guadagno di vita media con qualità della vita e quindi necessariamente una vita in salute. Quindi è importante lavorare prima, dicevo già dalla giovane età, per essere anziani che non sviluppino o sviluppino il meno possibile le malattie croniche quale diabete, ipertensione, decadimento intellettivo, che poi non ci fanno guadagnare vita in termini di qualità della vita, ma esclusivamente in aspettativa di vita, ma non è quello di cui abbiamo bisogno. Per promuovere la longevità in salute torna il 25 e 26 maggio la Longevity Run, una 2 giorni con la corsa lungo la Restera la domenica, che sarà preceduta il sabato dall'allestimento del villaggio della prevenzione in Piazza Indipendenza per un check-up gratuito alla popolazione. Per la misurazione di quelli che sono i fattori di rischio cardiovascolari, non soltanto la glicemia oppure i trigliceridi per il diabete, le dislipidemie, ma anche proprio la performance fisica con test da campo molto semplici, assolutamente innocui, che ci dicono quanta forza muscolare abbiamo e che performance fisica abbiamo. Sedentarietà, fumo, abuso di alcol, alimentazione scorretta, i principali fattori di rischio. Se noi potessimo incidere su questi 4 fattori di rischio, ma ce ne sono anche altri, ridurremo il carico di malattia e disabilità dell'80%. Fondamentale per invecchiare in salute è anche l'aspetto relazionale. L'invecchiamento attivo in una città come la nostra, che ha superato la percentuale del 20% di anziani e quindi è in linea con tutta la provincia, è necessario. Noi dobbiamo puntare sul benessere della persona, benessere che passa prioritariamente attraverso consapevolezza, prevenzione e benessere relazionale. Ci sono giovani e meno giovani, Vecchi e Boccia alla Dunata Nazionale degli Alpini. Allora, subito dopo la pubblicità andremo da nostro Lucio Zanato, che si trova a Vicenza. A fra poco. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso. Allora, subito a Vicenza con Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto per la Dunata Nazionale degli Alpini. Lucio. Buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antenna 3, l'avete visto, grande tricolore qui in Piazza dei Signori, è una basilica palladiana veramente addobbata per gli alpini in questa, chiamiamola pre-giornata, perché in realtà la Dunata, la 3 giorni alpina inizia domani mattina, però devo dire la prima notizia è che gli alpini qui hanno già di fatto invaso completamente la città e devo dire che ce ne sono davvero tanti e da tutta Italia. Però naturalmente noi che siamo di Treviso cosa abbiamo fatto? Siamo andati a cercare gli alpini trevigiani e allora vediamo il assunto della giornata nel servizio che abbiamo preparato per voi. È già festa alpina a Vicenza. Anche se la 3 giorni inizierà ufficialmente domani mattina alle 9 con l'alzabandiera, il cuore della città bellica è già invaso dalle penne nere, ad iniziare dai trevigiani che in massa sono già accampati attorno alla città. Volpago e Montello. Ma io hai ragione, guarda. No. Poi vicino a quelli di Castagnole. Esatto, e anche Ospedaletto. E tra l'altro 6 persone da Volpago e Montello hanno fatto il tragitto a piedi, hanno fatto 82 km per arrivare qua, sono partiti martedì. Ecco, ma come si sta tutti insieme a Treviso, trasferiti a Vicenza? Ma sempre bene, noi siamo in splendida compagnia, come si fa a non star bene? È una cosa, è una gioia. Quando arriviamo alla Dunata, vedere tutti gli amici di vecchia data è sempre bello. E nella festa immancabile la presenza del Poiana, circondato dagli alpini. Che suono dare a questa Dunata? Il merlo che sta cantando anche nei parchi qua adesso, quello è eccezionale, è l'unico che canta in questo momento.
Questo mentre la macchina organizzativa è già a pieno regime all'interno della fiera, dove il trevigiano Bruno Crosato coordina il vettovagliamento delle truppe della protezione civile. Abbiamo cominciato da martedì con 150 pasti a mezzogiorno e 150 la sera, stiamo aumentando e arriveremo sui 800 sabato, sia a mezzogiorno e 800 alla sera, più le colazioni anche. Poi c'è anche il numero di persone che dormono qui all'interno. Arriveremo a che numeri qui in Fiera Vicenza? Qui in Fiera Vicenza, su questo padiglione che è riservato ai volontari del servizio d'ordine nazionale e all'esercito, saremo quasi 1000. Però a fianco ci sono altri 2 padiglioni con altri 2000 alpini che dormono. Però non fanno parte della protezione civile. Insomma, la fiera ospiterà 3000 alpini a dormire. Esattamente, la piccola cittadella alpina. Ma il senso del ritrovarsi è già forte in Corso Palladio, dove l'adunata significa a tantissime penne nere il riabbracciarsi dopo gli anni del servizio militare, che le ha visti marciare insieme sulle note della gioventù, che nel cuore però non tramonta mai. Allora cosa diciamo? E vedete che qui l'atmosfera continua anche con Bergamo. Da dove siete? Bergamo? No, Lurano, gruppo di Lurano, Bergamo comunque. E siete arrivati oggi? Stamattina. Come avete trovato Vicenza? Molto imbandierata, cosa molto da elogiare come sezione, come gruppo. È stata molto accogliente. Insomma, sarà una grande bella adunata, via. Penso di sì, penso proprio di sì. Siamo 3 gruppi diversi, Grazie, è stata buona adunata. E allora, mentre vedete la sezione di Vicenza, la famosa banda con i vestiti storici e poi lo sfilamento, noi a questo punto lanciamo, avete già capito insomma che la festa è già iniziata qui ben prima dell'inizio dell'alzabandiera, che sarà domani ufficiale dalle 9 e che naturalmente noi vi racconteremo sempre costantemente in diretta, perché naturalmente noi siamo la televisione degli alpini. E allora a questo punto restituisco la linea, però prima lancio un servizio, perché abbiamo raccontato degli alpini di Preganziol che erano partiti sotto l'acqua e poi hanno fatto tutto il loro, chiamiamolo così, aspetta che ci spostiamo, hanno fatto tutto l'itinerario a piedi fino ad arrivare a Vicenza, e a quanto pare a Vicenza sono proprio arrivati. Allora vediamoci il servizio di Daniele Garbin e poi lì nello studio. Alla Dunata Nazionale di Vicenza a piedi, eccoli arrivare alla terza tappa di Camisano sotto il campanile in tempo per preparare il rancio per il pranzo. Sono una decina di alpini del gruppo di Preganziol che hanno pianificato di percorrere 85 km a piedi in 4 giorni. Il primo tragitto era di 27 km, quindi 27 km sono tantini. Il secondo giorno un po' meno, erano 17 km che abbiamo fatto agevolmente, e comunque da evidenziare su tutta questa cosa qua c'è la grande ospitalità che ci offrono gli alpini, perché noi alloggiamo sempre solo nelle case degli alpini, che tra l'altro, e questo lo voglio dire, li abbiamo conosciuti nel momento che siamo arrivati là. Siamo partiti da Preganziol e prima tappa Piombino d'Ese, poi da Piombino d'Ese siamo andati a Villa del Conte, Torri di Quartesolo questa sera, poi Torri di Quartesolo andremo a Altavilla Vicentina, dove sarà il campo base per la dunata, diciamo. Camminare insieme col passo alpino permette di unire le forze e rinsaldare lo spirito nel nome della tradizione. Noi vogliamo mandare un messaggio forte, il messaggio forte degli alpini è la pace. Questa tradizione è molto importante per noi perché ci collega nei ricordi che abbiamo di quello che abbiamo fatto e di quello che progettiamo di fare. Io a 92 anni oramai progetto ancora. L'ultima, vedo qua, 17 chilometri. 17 km per noi è poca cosa perché fate con una gamba sola. Sì, senz'altro. Siccome è breve, per non arrivare troppo presto ci fermeremo svariate volte perché ci sono tanti bar strada facendo, quindi vediamo in qualche maniera. L'importante è arrivare sani perché abbiamo un concerto la sera. Al sabato saremo nella chiesa di San Rocco a Vicenza.
Quindi senz'altro vi aspettiamo, perché se no noi facciamo tutte queste prove, se dopo nessuno ci ascolta, chi cantiamo? Per chi cantiamo? Per noi stessi. Lecita domanda. Allora, diceva Lucio, oggi è la preadunata e domani inizia ufficialmente l'adunata nazionale degli alpini, che quest'anno ovviamente, come sempre, Antena 3 seguirà in diretta con tutti gli eventi dell'adunata. È una programmazione dedicata. Allora, partiamo domani con le immagini dell'Alza Bandiera da Vicenza, dai 4 sacrari della colonna Mozza dell'Ortigara fino alla sfilata del Labaro Nazionale. Poi alla sera, poi racconto ovviamente i tanti collegamenti nelle prime edizioni, i servizi la sera, e poi la sera, domani sera alle 21, speciale Alpini, uno speciale dedicato proprio all'inizio dell'adunata. Sabato dalle 11 la lunga diretta che racconterà per tutto il giorno i momenti ufficiali dell'adunata, alternandoli con le storie degli alpini dagli accampamenti delle città. La sera di sabato alle 20:30 in diretta lo spettacolo delle fanfare alpine e i cori, e poi domenica dalle 7 ovviamente la maratona non stop della sfilata delle penne nere, il momento clou della adunata fino al passaggio della stecca e la maglia bandiera. Quindi 3 giorni da passare insieme con noi per guardare, vedere, gustarsi l'adunata nazionale degli alpini. C'è un appuntamento importante invece domani sera nella parrocchia di Santa Maria del Rovere a Treviso, con docenti universitari di Milano e Padova. Anche il giudice della Corte Costituzionale Luca Antonini discuterà sul futuro possibile delle nostre comunità in un tempo dove per molti il domani fa davvero paura. Io sono preoccupato per le tante persone che vengono qui da me piene di ansia, inquiete, depresse, che non riescono a trovare una speranza, una luce per il loro futuro. È da questa constatazione che è partita la ricerca di fonti autorevoli che possano indicare come dobbiamo agire per garantire un futuro possibile alle nuove generazioni. Perché dati come l'alto numero di gesti estremi in Italia, si parla del 2013 di un suicidio ogni 10 ore, o peggio quelli degli Stati Uniti, dove sono 158.000 le persone che ogni anno con droghe, alcol e pratiche autolesioniste si annientano, danno l'esatta misura dell'emergenza sociale che stiamo vivendo. Dati inseriti in questo libro, che sarà da spunto domani sera nella sala riunioni del laboratorio della parrocchia di Santa Maria del Rovere, dove Don Adelino ha chiamato i 2 autori, sociologi di fama internazionale che insegnano all'Università Cattolica di Milano, Mauro Magatti e Chiara Giaccardi. Ho trovato, dialogando con loro, perché amici, che loro potevano essere una luce per studenti, giovani e famiglie che hanno bisogno di capire dove stiamo andando e cosa stiamo vivendo. E allora ho chiesto a loro: voi che fate di professione questo lavoro, perché non venite a parlare anche alla mia gente? Con loro anche Stefano Delle Monache, docente dell'Università di Padova ed esperto di diritto d'impresa, per capire quale convivenza possibile tra comunità e profitto, ma soprattutto Luca Antonini, giudice dell'Alta Corte, che si confronterà sull'attualità delle regole dettate dalla nostra Costituzione per gestire l'inevitabile conflitto tra crescita economica e benessere della società. Una serata quindi per dare risposte ad un vuoto esistenziale ingigantito dalle solitudini digitali. Com'è che si può colmare questo vuoto? Ritrovando l'armonia con se stessi, l'armonia con gli altri e facendo in modo che questo diventi un impegno reciproco a cambiare il mondo. Appuntamento dunque domani a Santa Maria del Rovere. Adesso noi andiamo nel Bellunese. Ovviamente torniamo a parlare dell'esplosione che ha coinvolto ieri l'abitazione del 79enne di San Gregorio nelle Alpi. Le sue condizioni restano gravi, anche se fortunatamente stabili. Intanto emergono nuovi dettagli sull'atto eroico dei vicini di casa e i coniugi che hanno lottato contro le fiamme per salvare la vita del 79enne. Mi sono svegliata con questa saetta. Quando sono venuta fuori ho visto il signore per terra e ho capito che là non potevo fare niente. Ho visto le fiamme che divampavano, è stata una cosa che... un gran spavento, ecco, gran spavento.
Il racconto con l'animo ancora scosso nelle parole della vicina di casa di Giovanni Andric, l'uomo che ieri è rimasto coinvolto nella tragica esplosione che ha distrutto il suo casolare del 1818 in località Romagno, frazione di San Gregorio nelle Alpi, in cui viveva da solo. Emergono nuovi particolari sull'atto eroico della famiglia Belus, i primi a intervenire per soccorrere l'uomo di 79 anni, arrivando a gettarsi tra le fiamme per trarlo in salvo dalla trappola mortale in cui si trovava. Andric giaceva sul divano, verosimilmente frastornato dallo scoppio, ci racconta Remo Belus, che se l'è caricato di peso sulle spalle e l'ha trasportato in giardino, salvandogli la vita. Provvidenziale il coraggio dei due coniugi, senza perdersi d'animo hanno usato ogni mezzo a loro disposizione per contenere il divampare dell'incendio in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Mi sono data da far andare a prendere l'idropulitrice. Prima che venisse i pompieri ho lavorato un bel po' con l'idropulitrice, a bagnare tutto dove ho potuto e con i secchi a portare acqua e se no ha ripreso fuoco anche di qua. L'esplosione violentissima attorno alle 7:20 del mattino, i muri che tremano, il tetto in frantumi, gli infissi sradicati, le fiamme. Rimangono da accertare le circostanze causa della deflagrazione, quasi certamente riconducibile allo scoppio di una bombola del gas, i cui resti sono stati rinvenuti dai vigili del fuoco che ieri hanno lavorato incessantemente fino alle 17:30 per mettere in sicurezza l'area, successivamente posta sotto sequestro penale dai carabinieri. Giovanni Andric è ricoverato da ieri al Centro Grandi Ustionati di Padova in prognosi riservata. Le sue condizioni, anche se critiche, rimangono stabili. È un decorso clinico che va attentamente seguito, monitorato quotidianamente, perché sono quei decorsi clinici che ci auguriamo vada tutto bene, ma che possono avere sempre delle sorprese nel loro percorso. Quello che resta sono lo shock e l'apprensione da parte di una comunità i cui pensieri e preghiere sono ora tutti rivolti all'auspicio per una pronta guarigione dell'uomo. Economia, l'importanza degli investimenti esteri per lo sviluppo dei territori e come i territori devono fare il sistema per essere attrattivi a tutto tondo. L'occasione di confronto alla Camera di Commercio di Belluno in occasione della giornata europea dedicata alla competitività. Noi abbiamo bisogno di allacciare le relazioni e di far sì che le nostre imprese siano sempre più internazionali, anche se sono piccole, perché le grandi ci arrivano da solo. Creare ecosistemi competitivi nei territori periferici farà attrattività e contrasto al declino. Una sfida accolta dalla Camera di Commercio di Belluno Treviso, che ha l'obiettivo di individuare le condizioni per un rilancio dello sviluppo dei territori, facendo rete fra grandi e piccole imprese, filiere formative, finanza locale, amministrazioni locali. Punto di partenza: ragionare sulle capacità di un territorio di attrarre e trattenere investimenti di qualità. A Belluno, per la terza edizione consecutiva, il tema è stato il fulcro della Festa dell'Europa, a cui hanno partecipato relatori di spicco sia del mondo accademico che politico. A Palazzo Balbi è stato depositato da poco un disegno di legge che riguarda gli investimenti esteri. Questo è uno strumento davvero importante, intanto perché mette in disponibilità delle aziende che vogliono investire qui in Veneto 44 milioni di euro di strumenti finanziari che aiutano le aziende a investire qui. 1,2 milioni di euro sono destinati all'agevolazione, perché deve essere facile investire. Nel disegno di legge si prevede un punto percentuale in meno di IRAP per le aziende che investono e una serie di interventi per la formazione e l'occupazione. Al sistema camerale il ruolo fondamentale di tessitore per la crescita della comunità, pur nella consapevolezza dei rischi dei conflitti in corso. C'è molta preoccupazione perché ovviamente la geopolitica influisce molto sui consumi. Queste tensioni internazionali poi vanno a pesare sulla produttività. E dunque si cerca in tutti i modi di serrare le fila, di fare sinergia, di affiancare le imprese locali nei percorsi a volte tortuosi, senza scordare l'evento olimpico 2026. Dobbiamo mostrare la migliore capacità nostra organizzativa, la migliore capacità nostra nell'accoglienza e soprattutto mettere quello che l'esperienza ci ha dato con i passati eventi sportivi e l'eccellenza sportiva è data anche dalle eccellenze del territorio nelle imprese che noi abbiamo. È tutto per questa edizione dei nostri telegiornali, grazie per averci seguito, vi lascio al metro, arrivederci. Entra nel mondo Lolato,
Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. L'alta pressione torna sull'Italia, bel tempo e clima primaverile protagonisti nel weekend. Il dettaglio intanto di venerdì 10 maggio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti pomeridiani, specie in montagna. Temperature stazionarie minime tra 11 e 14 gradi, massime comprese tra 22 e 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole ovunque, non sono attese piogge, il cielo si presenterà limpido o velato. Temperature minime sugli 11-13 gradi, massime intorno ai 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà stabile e soleggiato con qualche velatura. Temperature minime sui 15, massime sui 25-26. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.